Alla Catalla. Fantastica. Fantastica, beh, devo dire che sicuramente quelli che si trovano all'estero, io sto microfono lo sento male oggi. Ti sento perfetto. Dico, quelli che si trovano all'estero, secondo me, quando sentono un po' la tarantella, che vuoi, gli viene quel colpo di no? L'annacatella, così. Cacetto, c'è due colpo da annacata, è normale, no? È normalissimo. Vabbè, intanto approfitto subito per darvi il buongiorno. Io sono Giuseppe Castiglia, accanto a me, anzi di fronte a me, a debita distanza, onde evitare gli annate che possono arrivare, c'è Gianfranco Comis. Buongiorno. Un ragazzo di 25 anni che vive dalle parti di Librino, anzi esattamente lui è al villaggio Sant'Agata, si chiama Bistiano, va bene? Okay. Lui è un ragazzo che sta da quelle parti là e niente, è così, è uno, è raccomandato, lo possiamo dire se è raccomandato? Eh sì, dai, diciamolo, ormai lo sanno tutti ormai. Esatto, lui è un ragazzo che gliel'avevano detto da bambino, no? Stai attento, Gianfranco. Di questo passo non so dove andrai a finire. La mente è un filo di capello, Gianfranco. Eh sì, è vero, è vero. E quando uno pensa che nella vita l'importante è la musica, allora non ha capito un cazzo. Io ti auguro le migliori fortune, figlio mio. Ma sappi che la strada della musica può portare anche al male. Ah, e soprattutto direi. Tu sei fragile, Gianfranco, sei sì. debole, sei sempre stato il più debole dei tuoi fratelli, sì. Sei tu, il piccolo di casa. Io sono preoccupato per te, Gianfranco. Ma no, non ti preoccupare, andrà tutto bene, dai. E anche la tua mamma. Ciao mamma Lucia. Dove andrai a finire con questo lavoro? Ah boh. Già te ci vedo sotto gli archi della Marina. Mi ci vedo anche io, sai. Di fronte a quello del San Gele. E tu, che mette la tua musica? Ma anche di fronte a quello della carne di cavallo, non sarebbe male. Aspettando qualcuno che lascia 10, 20, 30 centesimi. È vero, mi finirà così prima o poi. Seguimi a papà, ascoltami. Impara un lavoro serio. Non frequentare certa gente tipo Castiglia. Esatto, mi porta a mala strada il Castiglia, eh? Gianfranco, te prego, ascolta tuo padre. Per precisare, la colonna sonora era quella di Mary per sempre, quindi fate voi. Dove andava a finire sto ragazzo prima o poi? Lo scopriremo. Era quella di Mary per sempre. Fai un po' tu. Adesso c'è lui, Mario Biondi. What have you done to me?